tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? Sammy Varin è ancora qui perché è tutto un magna magna, signori. E certo, grazie per essere ancora con noi. Io a questo punto faccio sempre l'appello, figlio d'Apollo. E in quanti siete lì ad aspettare il magna magna dalle 7:30 di questa mattina, quando Sammy Varin ha cominciato la rassegna stampa? In tanti, lo so. E allora vi meritate, questo è tutto un magna magna, appuntamenti culinari, ma non soltanto, in questo caso è tutto un prega prega. Guardate qua, non ve l'aspettavate? Dal 25 al 27 aprile Bibbia Expo, un viaggio nella storia e nella cultura biblica. Signori, siamo a Bologna presso Rinos Garage Collezione Moto. Tra le 9:30 e le 18:30 si apre questa Bibbia Expo. Oltre 80 Bibbie in diverse lingue e formati, modelli e ricostruzioni dei luoghi simbolo della storia del cristianesimo, ma anche profumi e minerali della Bibbia, laboratorio di scrittura su papiro originale. Bibbia Expo da venerdì 25 a domenica 27 aprile a Bologna in via Galliera. E ci sarà la partecipazione anche di Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna. C'è tutto un motivo, dici tu, e certo. Ma andiamo a mangiare davvero, signori. C'ho qui delle robe pronte. La sagra dell'asparago, dove lo trovate? A Santena. Siamo nell'Interland di Torino dal 16 al 25 maggio. Segnate in calendario se vi piace l'asparago. 92esima sagra dell'asparago di Santena, un evento che celebra l'asparago re indiscusso della tavola primaverile. 10 giorni di festa, tradizione, cultura, dove il protagonista è l'asparago, ma anche il meglio della gastronomia locale, spettacoli, musica, live, mercatini e tante attività per grandi e piccini. Un'occasione imperdibile per vivere il cuore del nostro territorio e scoprire i sapori autentici delle terre del Pianalto. Chiaramente, se ci ascoltate dalla zona di Torino, ma anche una bella idea per un weekend, anzi due, dal 16 al 25 maggio, 92esima sagra dell'asparago a Santena, in provincia di Torino. E già lì cominciamo ad avere un po' di fame, ma senza aspettare così tanto, un po' più vicino, ma c'è ancora tempo, da mettere in calendario a Lecco. 1, 2, 3, 4 maggio c'è il Wow Festival sul lungolago di Lecco. E ragazzi, se siete innamorati, almeno una volta la fidanzata sul lungolago di Lecco bisogna portarcela, eh? Che cosa si può fare in una giornata wow? Tutti i giorni dalle 12 alle 19, ticket degustativo diurno. Degustazioni limitate Wow Festival, 20 euro calice, taschina portacalice con degustazioni limitate di oltre 300 etichette. Orario serale, giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 maggio, dalle 19 alle 23, anche qui ticket degustativo serale. Ragazzi, state attenti che c'è il lago lì, se iniziate a camminare un po' storti, segnate giù 1, 2, 3, 4 maggio, Wow Wine Festival, arte del vino, eventi e fiere sul lungolago di Lecco. Ok, da leccarsi le orecchie. Un po' più vicino ancora, certamente, siamo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, però la festa siciliana è al Museo del Tessile con ingresso libero 4, 5, 6 aprile. Busto Arsizio Varese, Avucceria Sicilia Street Food, festa siciliana con intrattenimento, si mangia, si beve e si canta, ma soprattutto naturalmente ci sono le cose buone: arancine, fritto misto, pane cameusa, cannoli, cassate, stiglio, la pasta con le sarde. 4, 5, 6 aprile, Museo del Tessile a Busto Arsizio, in provincia di Varese.
Non è finita, non è finita, signori. Oggi ne ho veramente per tutti i gusti. Andiamo a Vercelli, proprio in questo weekend. Fiera storica Antico Lupino 2025. Torna a Vercelli l'antica lupinaria. Vi aspettiamo per curiosare tra le numerose bancarelle di dolci, abbigliamento, fiori, giocattoli, sapori da tutta Italia. Appuntamento a Vercelli proprio in questo weekend, domenica 30 marzo. Interessante, perché magari hai la voglia di uscire, di cominciare andare a mettere il piedino fuori casa, ce lo facciamo un weekendino? Se vi piacciono le carote, signor, questa poi, ma dove le trovi queste cose? Sammy Varin, le ho cercate, le ho trovate, mi rispondo da solo. 5-6 aprile, San Vito, Polignano a Mare, provincia di Bari. Lo sapevate che esiste la festa della carota di Polignano? No, anche perché è la primissima festa della carota che fanno. 5-6 aprile, musica, street food, ma soprattutto carote per tutti. Polignano a Mare, provincia di Bari, prima festa della carota. All'interno c'è anche la mostra mercato vinile. Ma che cavolo, ragazzi, cioè ascolti i dischi e mangi carote? Interessantissimo. 5-6 aprile, San Vito, Polignano a Mare, provincia di Bari. C'è ancora qualcosa, lo sento, c'è ancora qualcosa, ragazzi miei, potrei andare avanti fino a domani mattina, ve ne ho trovate di tutti i colori. Vediamo, la fiera di primavera questo sabato a Cesano Maderno. Qui siamo naturalmente nell'Interland tra Milano e Monza. Domenica 30 marzo e sabato 29 marzo c'è un raduno con la benedizione del parroco, sfilata di trattori, camion e auto per il paese. Siamo, ripeto, a Cesano Maderno, area velodromo, ma poi oltre alla sfilata cinofila per tutti, giro con pony, giro sul trattore per bambini. Anch'io ci voglio andare sul trattore. Dimostrazione boscaioli di una volta e poi bancarelle di ogni tipo, comprese quelle di prodotti tipici della Brianza. Fiera di primavera, 29-30 marzo, Cesano Maderno, area velodromo. Siamo in Brianza, ma soprattutto anche a 2 passi da quelle di Milano. Ancora appuntamenti da non scordare, la sagra dei maccheroni non la perderemo assolutamente, siamo alla 3ª edizione, degustazioni di maccheroni fatti al ferretto, come da tradizione siciliana, vino novello locale. Dov'è questa sagra dei maccheroni? Sabato 12 aprile a Mongiuffi Melia, provincia di Messina. Non ci passa più a scendere fin lì, ma se avete parenti o amici da quelle parti, piazza San Nicolò di Bari, ore 20:30, la sagra dei maccheroni. Sì, no, no, scusa, ma sono qui, mi appaiono gli islamici che celebrano l'iftar. No, no, anche no, grazie. Ah, i muscoli della Spezia, signori. Wow, wow, wow. Siete pronti per la prossima edizione dell'Italian Oyster Fest? L'evento più atteso dagli amanti delle ostriche sta per arrivare. 3ª edizione di Italian Oyster Fest, il primo festival italiano dedicato all'ostrica, sostenibile, prelibata per tutti. Lo sapevate? 16, 17, 18 maggio, passeggiata a Morin a La Spezia. Anche questo, signori, se avete una fidanzatina, il luogo è splendido, ai confini con la Toscana, ma soprattutto è una bella mangiata di ostriche italiane. Fatevi un giro, c'è un sito italianoysterfest.it, primo festival italiano dedicato all'ostrica, sostenibile, prelibata per tutti, appuntamento il 16, 17 e 18 maggio, passeggiata Morin, La Spezia.
Me ne vado? Sì, dai, me ne vado. Per oggi devo dire abbiamo esagerato, d'altronde è tutto un magna magna. Ogni settimana ci fa capire come veramente la voglia di mangiare, bere, stare insieme, anche a piccole dosi, certamente, senza esagerare, è sempre forte. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto. Alla prossima.